Riuscire a fare queste cose qui nel territorio dove siamo nati, dove comunque stiamo anche crescendo una famiglia perché abbiamo due bellissime bambine, quindi riuscire anche a trasmettere a loro la passione per questi posti che nonostante ci sia spopolamento, comunque qua si vive bene, si sta bene. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani di Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro e siamo a Dosoledo, in provincia di Belluno, nella sede di Plastoptic con Claudio Sacco. Ciao Claudio, grazie dell'ospitalità. Come vedete, poi ci racconterà nel dettaglio Claudio, siamo in un'azienda molto particolare. Cosa fate, Claudio? Detto in parole semplici, perché non è così semplice poi da spiegare. Allora, in due parole semplici, noi facciamo sia occhiali sia stampa 3D. In particolare abbiamo un brand di occhiali stampati in 3D e un altro brand in cui produciamo e vendiamo online delle montagne stampate in miniatura. Quindi stampate in 3D, montagne prese diciamo nella loro forma da rilievi satellitari, quindi sono riproduzioni esattamente fedeli alla realtà e questo prodotto in realtà l'abbiamo sviluppato proprio sotto il Covid e quindi paradossalmente un elemento che è stato molto destabilizzante, molto grave anche per l'economia, per le aziende. Per noi ha rappresentato anche un momento di sviluppo e di innovazione e quindi abbiamo potuto creare questo nuovo prodotto proprio nel 2020 durante il Covid. Hai appena pronunciato una parola chiave che è un po' l'anima del nostro podcast, ovvero quella che è innovazione, perché gli artigiani da sempre sono all'avanguardia nell'innovazione, che è un po' una scelta obbligata per non restare ancorati al passato. Cosa rappresenta per voi l'innovazione? Immagino proprio il core business della vostra azienda. Sì, esattamente. Noi abbiamo puntato a un rinnovamento della nostra produzione, della nostra offerta di prodotti, perché tornando un passo indietro noi, o meglio i miei genitori hanno fondato l'azienda negli anni '80 come terzisti di occhialeria, quindi producevano particolari in plastica in iniettato per occhiali. Chiaramente negli anni questo tipo di produzione è andata sempre più calando, i margini si sono assottigliati terrificantemente, diciamo, e quindi noi quando abbiamo rilevato l'azienda dei miei genitori abbiamo puntato subito all'innovazione. Quindi nel 2016, quando siamo subentrati io e mia moglie Sara, abbiamo comprato una stampante 3D, perché io avevo mie esperienze personali di altri lavori in cui ho imparato a progettare in 3D e quindi non vedevo l'ora di toccare con mano i miei progetti fatti al computer in 3D. E da lì poi è partita tutta la storia. Inizialmente appunto abbiamo puntato, essendo nell'occhialeria, a sviluppare un nostro brand di occhiali, quindi degli occhiali ideati, disegnati, progettati in 3D e stampati in 3D e quindi poi pronti a essere venduti, tutto fatto più o meno da noi, se non appunto in parte anche da aziende esterne. Insomma. Ma vogliamo anche spiegare un particolare importante, perché spesso quando si parla di stampa 3D la gente pensa che basta schiacciare un pulsantino e fa tutto il computer, oggi va di moda, fa tutto l'intelligenza artificiale. Non è così, c'è un grande lavoro di progettazione dietro, immagino anche solo per ricreare la qualità e la perfezione di quelli che sono dei veri patrimoni dell'umanità, come sono le nostre montagne, ad esempio. Sì, certo, c'è tutta una fase precedente a quel famoso momento, basta schiacciare il bottone, perché va prima creato proprio tutto il file tridimensionale, quindi ci vogliono software appositi per il design, come si dice, la progettazione e il design 3D. E poi una volta che questi progetti, questi file 3D sono validati al computer, quindi quando viene almeno in linea di massima, in linea teorica, verificato che tutto vada bene, allora a quel punto si può iniziare a pensare alla stampa 3D, quindi prendere quel file tramite altri software, prepararlo per essere stampato in 3D e solo a quel punto lo si dà in pasto alla stampante che lo genera e lo produce proprio effettivamente tangibile, ecco, insomma. Hai parlato di occhiali, hai parlato di montagne, che sono un po' le due anime di questo territorio, ovvero l'occhialeria e chiaramente la montagna, qui in provincia di Belluno. Da dove nasce l'idea di fare una cosa così diversa come appunto la montagna? Perché se magari l'occhialeria
ti può dare uno spunto più business, dire no, uso la stampante 3D per lavorare invece a un progetto, a un prodotto che non è così immediatamente pensato come prodotto, è un po' più complicato. Da dove nasce questa idea? Allora, l'idea di fondo per noi era quella di cercare di fare qualcosa di innovativo stando anche qui in montagna, quindi in una zona assolutamente marginale dal punto di vista economico e produttivo e anche per quanto riguarda l'innovazione. Quindi questo è stato proprio il motore che ci ha portato a dire vogliamo fare qualcosa. Ovviamente quel qualcosa si è concretizzato subito nell'occhiale, perché ovviamente cadiamo in piedi in questa terra e la montagna è venuta appunto di conseguenza, è una cosa che a noi piace perché andiamo in montagna, la frequentiamo molto e quindi quando abbiamo visto la possibilità di crearla in miniatura l'abbiamo subito cavalcata e sfruttata sia cioè in un primo momento proprio come passione personale e poi l'abbiamo portata alla vendita. Continuiamo a raccontare la storia e le idee di Plastoptic qui ad Osoledo in provincia di Belluno con Sara Pfeifhofer. Sara, di cosa ti occupi poi tu direttamente? Perché ne parlavamo poco fa, ne parlavamo anche appunto in onda, un conto è produrre in una zona marginale, ma poi bisogna parlare al mondo, bisogna vendere un po' dappertutto. Esatto, io mi occupo principalmente del marketing, ho realizzato i siti web con e-commerce sia di Dolomini che di Aterema, perché per noi è proprio fondamentale riuscire a vendere in tutta Italia, soprattutto un prodotto come possono essere le montagne, quindi riuscire a raggiungere con le Dolomiti anche il turista della Sicilia, fondamentale avere un e-commerce strutturato bene. Principalmente la pubblicità viene fatta sui social, quindi su Instagram e su Facebook. Abbiamo avuto sempre un bel riscontro fin dall'inizio. Mi piace sempre raccontare questa cosa di come è nato, di come sono nati i Dolomini. Noi avevamo cominciato qualche anno prima del Covid. Poi non abbiamo più avuto tempo di stare dietro a questo nuovo prodotto perché avevamo altri lavori. Quando c'è stato il Covid, che abbiamo avuto più tempo libero, abbiamo detto dai, cominciamo a fare qualche montagna e ci siamo inventati questo quiz sui social, su Facebook, sulla pagina, in cui facevamo delle montagne e chiedevamo alle persone ma tu la riesci a riconoscere? E quindi se sai che montagna è, scrivicelo nei commenti o scrivici in privato. Da lì sono partite condivisioni, era un appuntamento settimanale. Quindi condividevano e abbiamo visto che c'era interesse. Quindi pian piano siamo riusciti a farci sempre conoscere un pochino di più. Quindi è stato anche grazie al Covid e grazie ai social che siamo riusciti a farci conoscere. Ecco, sfattiamo anche un mito però poi, perché sembra che basta che apri l'e-commerce e le cose succedono. C'è tanto lavoro dietro, al di là della vostra passione che penso sia alla base di tutto, perché la montagna in questo caso è un luogo in cui vivete, ma anche una grande passione che penso abbia animato tutta questa dinamica. Però poi riuscire a parlare appunto a clienti in tutta Italia e magari in tutto il mondo non è semplice, c'è molta fatica dietro a tutto questo. Sì, c'è molto impegno e soprattutto molta costanza. Perché spesso cominci a pubblicare ma vedi le persone che magari non reagiscono, non vedi interazioni e quindi tendi quasi a essere un po' triste, a dire ma qua nessuno ci considera. E invece continuando a essere costanti, credendo soprattutto nel proprio business o nelle proprie forze, pian piano si riesce a farsi conoscere, insomma, e arrivare col messaggio che si vuole mandare al cliente. Però c'è molto dietro le quinte. Ecco, le Dolomiti sono comunque un patrimonio dell'umanità, sono conosciute in tutto il mondo e voi realizzate appunto questi, qui vediamo un lavoro che non è ancora finito, però mi dicevi, sì, esatto. Un calco perfetto, mi verrebbe da dire, partendo proprio dalle immagini satellitari. Ma da dove arrivano le richieste? Perché sono anche curioso di sapere chi è il vostro cliente tipo, se c'è un cliente tipo. Allora, noi come target di età abbiamo venduto a tutte le fasce di età, dal ragazzino che vuole fare regalo al nonno perché ha fatto il militare in montagna, alla famiglia che fa le sue vacanze tra le Dolomiti e quindi gli piace avere un souvenir particolare. Oppure anche a persone che non possono proprio più andare in montagna,
per l'età o perché hanno avuto qualche incidente, per esempio, e quindi gli regali, cioè avere la montagna in miniatura per loro vale di più del semplice oggetto, è quasi un pezzo di vita per chi non può più raggiungere quelle crode, per chi non può più andarci proprio. Oppure anche sono tanti che ci chiedono, a parte le bomboniere di matrimonio, quindi in quel caso fare più di un articolo proprio da utilizzare poi come bomboniera. Oppure chi ci dice vorrei quella montagna, anche non Dolomiti molte volte, anche montagne degli Appennini, perché su quella montagna ho chiesto a mia moglie di sposarmi e quindi riuscire a regalargli quello per un anniversario è veramente una cosa quasi magica. Ma ce l'avete una classifica delle montagne? Quali sono le montagne più amate? Non lo so, magari ti metto in difficoltà. Allora, il Pelmo è una montagna che veramente piace moltissimo alle persone. Poi la Marmolada, comunque essendo la più alta tra le Dolomiti. Poi anche tante montagne, per esempio il gruppo del Sassolungo, il gruppo del Sella, le 3 cime di Lavaredo, comunque. E poi comunque lavoriamo molto sulle personalizzazioni, quindi chi vuole anche la montagna, una piccola montagna, non così simbolica, iconica come le Dolomiti, riusciamo a fargliela in miniatura. Ma quindi voi riuscite a personalizzare anche qualsiasi tipo di cima? Se io volessi, che ne so, il K2, l'Everest, adesso Esatto, io magari infatti dico... K2 ed Everest ce li abbiamo, insieme anche altri 8000, ci piacerebbe riuscire a farli tutti e 14, quindi vediamo insomma se riusciamo a avere tutta la collezione 8000, e se no anche montagne come possono essere tipo il Cervino, il Monviso, altre montagne italiane, soprattutto italiane, però anche abbiamo fatto il Grossglockner, abbiamo fatto il Kilimangiaro. E in quel caso, per esempio il Kilimangiaro, questa persona ci aveva proprio chiesto la voglio diversa su una base di colore nero, e così abbiamo fatto proprio un prodotto su misura, insomma. Quindi riuscite a unire uno storytelling incredibile sul singolo prodotto, che poi diventa molto più di un prodotto perché, come dicevi tu, è un pezzo di vita, a una personalizzazione sul singolo ordine, veramente un lavoro di innovazione totale, però restando ancorati alle radici del vostro territorio, veramente eccezionale. Sì, veramente riuscire a fare queste cose qui nel territorio dove siamo nati, dove comunque stiamo anche crescendo una famiglia perché abbiamo 2 bellissime bambine, quindi riuscire anche a trasmettere a loro la passione per questi posti che nonostante ci sia spopolamento, comunque qua si vive bene, si sta bene, c'è un ritmo della vita un po' più lento e comunque si può riuscire a conciliare le cose, riuscire a fare impresa ma anche a avere una famiglia e continuare a vivere sul territorio. Allora, siamo in chiusura per i saluti. Chiedo a Claudio di venire per i saluti, proprio come si fa nelle trasmissioni vere. Eccoci qui. Io vi ricordo appunto siamo ad Osoledo in provincia di Belluno, l'azienda meravigliosa che abbiamo conosciuto oggi è Plastoptic e arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ti è piaciuta la puntata? Allora iscriviti al canale di CNA Veneto, lascia un commento e seguici sui social.